La domanda è semplice: il mastino moderno rappresenta davvero il cane che viveva nelle campagne del sud, oppure rappresenta una interpretazione che alcuni allevatori hanno dato di quel cane? Attenzione, questa domanda non riguarda soltanto il mastino, vale praticamente per tutte le razze recuperate da popolazioni residue. Quando esistono pochi soggetti, ogni scelta pesa enormemente nel futuro di quella razza. Quali caratteristiche fissare, quali eliminare, quale equilibrio cercare. Ed è qui che la figura di Scanziani divide. I suoi sostenitori ricordano una cosa fondamentale. Senza quel lavoro probabilmente oggi il mastino napoletano non esisterebbe. Quando una razza rischia di sparire, qualcuno deve prendersi delle responsabilità per salvarla e prendere decisioni. I critici invece sostengono che col passare degli anni la selezione abbia privilegiato sempre di più alcuni aspetti estetici, più pelle, più rughe, più abbondanza, più spettacolarità, fino ad arrivare, secondo loro, a soggetti lontani da quel cane rustico che lavorava nelle masserie.